Buongiorno a tutti e alla meravigliosa community di Matto Scacco. Questo è il secondo video della miniserie dedicato alla difesa Philidor che è recentemente uscito, quindi di conseguenza se non avete ancora preso visione del primo video andatevelo a ripescare perché è un video molto interessante dove vado ad analizzare una partita tra il campione del mondo Magnus Carlsen e il grande maestro russo Dubov, che giocando la difesa Philidor mette in grosse difficoltà il campione del mondo che poi andrà addirittura a perdere, quindi Dubov riuscirà a battere Magnus Carlsen con la difesa Philidor. Per chi ancora non mi conoscesse, io sono il candidato maestro FIDE Luca Ballotti e in questo video andremo ad analizzare un'altra partita dove stavolta il giocatore da nero che giocherà la difesa Philidor sarà Ding Liren, quindi il prossimo sfidante al titolo mondiale, che giocherà contro una delle più forti scacchiste al mondo, ovvero la Tingji. Spero si pronunci così, ma direi la pronuncia sia corretta. E iniziamo subito. Allora, la Tingji gioca E4, a questo punto Ding Liren gioca D6. E già possiamo notare una differenza rispetto alla partita tra Carlsen e Dubov, dove Dubov inizia con pedone 5. Quando il nero inizia con D6, la sua idea è un pelino diversa, ovvero dopo D4, cavallo F6, cavallo C3, potrebbe sembrare quasi una difesa Pirc, ma a questo punto il nero gioca E5. Gioca E5 con un'idea un pelino diversa. Qui ci sono due mosse principali. La prima è cavallo F3, che è appunto la mossa principale e probabilmente anche la più forte, sulla cui il nero gioca cavallo BD7 e così è andata la partita tra la Tingji e Ding Liren. Esiste un'altra variante qua per il bianco che è D per E5 che potrebbe sembrare a primo impatto molto fastidiosa per il nero perché il nero andrebbe a perdere l'arrocco, però ok, è anche vero che con l'assenza delle donne la perdita dell'arrocco perde diciamo di importanza e di conseguenza qua il bianco va ad equalizzare, quindi il nero non ha grossi problemi. La mossa più forte è cavallo F3 appunto, che la Tingji gioca, e qui l'idea del nero, come vi accennavo, è quella di giocare cavallo B7, quindi non più andare a mangiare in D4 come nella partita tra Carlsen e Dubov, ma l'idea stavolta è di giocare, diciamo, mantenendo la struttura, la tensione al centro. Qui la Tingji gioca G3, che è una mossa che ultimamente va di moda, sono già due i giocatori che hanno giocato questa mossa ultimamente, e qui il nero gioca alfiere 7, quindi l'idea principale del nero è sviluppare i pezzi così, arroccare corto, posizionare la donna in C7, insomma adesso vedremo un po' come va la partita. Dopo alfiere G2 arrocco, C6. E come vi avevo già detto nel video precedente, la mossa C6 è molto comune nella difesa Philidor e spesso la sua idea è quella di andare a spingere il pedone in B5, quindi qui è essenziale per il bianco andare a spingere il pedone in A4 per impedire questa spinta. Qui la Tingji gioca torre 1 che è una mossa imprecisa e Ding Liren ne approfitta immediatamente giocando B5 come appunto vi ho detto fino a poco fa. La Tingji gioca B3 quindi prova a sviluppare entrambi gli alfieri in fianchetto e torre 8. Torre 8 è una mossa comune nella difesa Philidor, vuole portare l'alfiere magari in F8 quindi liberare questa casa e questo alfiere molto probabilmente andrà a trovare spazio in fianchetto in G7. Alfiere B2, donna C7, donna D2, alfiere B7, quindi qua semplicemente il nero si sviluppa normalmente e dopo cavallo H4 G6 è molto importante sia perché va a togliere questa casa al cavallo ma anche perché libera la casa G7 per l'alfiere. Adesso cavallo E2, torre D8, quindi il nero centralizza i propri pezzi. E ok, si arriva in questa situazione qua dove la Tingji gioca donna D3, che è una mossa un po' imprecisa. È una mossa un po' imprecisa, ma per il bianco non è facilissimo trovare idee in questo tipo di difesa. Proprio perché senza posizionare i pezzi nelle caselle migliori, poi trovare un piano efficace per il bianco diventa sempre più difficile. Donna D3 è un'imprecisione che Ding Liren sfrutta immediatamente con la fortissima D5. D5 crea una fortissima tensione al centro e dopo i per D l'idea è quella di giocare E4, quindi andare a guadagnare spazio e quando la donna si sposta ricatturare il pedone in D5. Quindi così facendo il nero si è garantito un pedone in E4 che gli garantisce un sacco di spazio, mentre il bianco, diciamo, è un pochino più schiacciato. Questo cavallo in H4, per esempio, ha pochissime case, anzi in questo momento ne ha 0. Quindi i pezzi del bianco sono abbastanza scordinati. Alfiere H3, alfiere C8 molto forte, va a cambiare l'alfiere del bianco, di conseguenza tutte queste caselle qua risulteranno indebolite, proprio per la mancanza dell'alfiere delle case chiare che le difende. Cavallo G2, donna per C2, adesso il nero entra sulla C. Dopo donna B4, donna C6, il nero si è preso il proprio pedone, adesso diciamo riorganizzerà i propri pezzi e andrà a vincere la partita. Quindi qua la posizione è già
e nettamente superiore per il nero. La partita va ancora un po' avanti, Alfiere H6 inizia, diciamo, a puntare sulla torre in C1, quindi eliminata questa casella qua, il nero avrà a sua completa disposizione la colonna C. E qui dopo cavallo 3, cavallo G4, il nero avanza piano piano. Dopo questi cambi qua, il nero va a mangiare la torre del bianco e dopo, diciamo, un po' di confusione, semplicemente il nero si ritrova in vantaggio di materiale, quindi qua il nero ha una qualità in più. La partita va ancora un po' avanti e poi, una volta cambiate le donne, si entra in questo finale qua dove il nero appunto ha la qualità in più e poi qua è solo questione di tecnica. Quindi il nero rischia 0 e qua la Tingji decide di abbandonare. Quindi abbiamo visto un modo diverso di approcciare la difesa Philidor, quindi un modo dove il nero mantiene la tensione al centro, la tensione pedonale, e per il bianco non diventa facilissimo perché il nero ha delle mosse, diciamo, abbastanza standard, che può giocare più o meno su tutte le mosse del bianco, mentre il bianco deve ragionare e spesso trovare la soluzione non è affatto facile. Quindi io adesso vi aspetto al prossimo video. Grazie.